Facciamo ora un viaggio nel tempo. Ci troviamo nella splendida città di Napoli nel 1988. Ne abbiamo la prova dalla data che possiamo leggere dal datario del Maschio Angioino. Il nostro percorso inizia a Piazza Municipio, cuore pulsante della città. Qui possiamo ammirare l'animata vita cittadina che scorre intorno a noi con le macchine di quell'epoca. Ed eccolo il maestoso Maschio Angioino. Proseguiamo poi per la bellissima galleria Umberto I. Al centro di tale galleria, ogni anno, durante le festività natalizie, costruivano un presepe. Eccolo in corso di allestimento. Usciamo dalla galleria, dalla parte di via Toledo. Dopo un po' arriviamo al celebre Caffè Gambrinus, un luogo iconico e storico di Napoli. Qui siamo stati fortunati. Abbiamo assistito ad una performance unica di due zampognari che con le loro melodie tradizionali ci regalano un momento di pura magia e tradizione napoletana. Dopo la loro performance, i due zampognari ci lasceranno anche una breve intervista sull'origine di questo mestiere. È una tradizione, no? Sì, sì, dal Molise, Rocchetta Volturno Iserni. Noi veniamo discendenti dai nostri genitori e veniamo qua a Napoli da 12 anni. Da 12 anni? Da 12 anni con i nostri genitori. Eh sì, è una tradizione, È una tradizione è una passione. che risale direi a centinaia di anni. Sì, sì, sì. Ma le vostre canzoni sono già state definite, avete diciamo Sono queste canzoni natalizie, la novena alla Madonna e la novena Gesù Bambino. capito? Quindi ogni Natale voi scendete da questi famosi monti Sì. e venire qui a Napoli a rallegrare, diciamo. Veramente che ci aspettano i napoletani, poi sono appassionati per i zampognari. Se in caso non venissimo noi un anno e gli soppiniti zampognari farebbero, diciamo, una cosa. Ho capito. E senta, ma qui la città che richiede di più i zampognari, questo c'è Napoli oppure ci sono anche altre città in I zampognari più che richiedono è Napoli. Poi ci sono anche altre città che vanno in zampognari, però come le richiedono a Napoli a nessuna città. Ho capito, la ringrazio. Prego, è verità, non è che diciamo.